Si salutano nuovamente Molin e Scariolo, che si sono affrontati già 3 volte in carriera da head coach. Il tiro in allontanamento e allora rimbalzo per Jakar Sampson, spinge la transizione, qui tocco Shengelia che va fino in fondo, si prende il palo di Jordan Carolan. Il pallone di Reynolds fuori per Jonathan Williams, che si ferma e con calma decide di andare dal tiro da 3 punti. Balzo e riesce a trattenere il pallone, alla fine poi sotto le gambe di Conti e parte dunque il contropiede della Virtus. Sbaglia Hervey, che però tocca 2 volte, la seconda è quella buona. Viene sbagliato e preso a rimbalzo da tessitori Teodosic, qui fa correre Cordinier, Eurostep di Isaiah Cordinier che lascia sul posto tutti. Teodosic si prende il palleggio, l'arresto, il tiro e allora segna anche lui e quindi prende un po' di fiducia. Gran palla di Hervey dall'altra parte, prende il volo Jonathan Williams, per Jonathan Williams che nel pick and roll riceve il pallone, scarica fuori per mezzanotte, anticipa tutto però Hackett che va da Shengelia, mette le ali anche lui. Mannion che poi scambia con Wims, cerca di andare sotto da Shengelia, alla fine va per conto suo e direi che non è una cattiva idea neanche questa. 2 punti di Nico Mannion. Esatto, pan per focaccia, primo canestro della partita per Hackett di Cordinier, mette gli stivali delle 7 leghe e poi va sotto da Shengelia che segna il canestro del nuovo più 15. Su tutte le voci statistiche, quindi questo rende questa squadra ancora molto più difficile da affrontare. Wow, che canestro ha fatto Flaccadori. Bocca al lupo a Manuel Attar, che non sia nulla di grave il suo infortunio. Gran palla ancora di Flaccadori per la schiacciata di Jonathan Williams. Purtroppo si è inceppato il sito delle statistiche, tanto Teodosic c'è tantissimo spazio e non è una grandissima idea da parte della difesa trentina. E back tiro da 2 punti che però non trova il fondo della retina, grande rimbalzo di Williams che poi di tocco va alla Conti, bravissimo a far saltare Teodosic e Tessitori insieme. Forse dirgli siediti un attimo accanto a me, che non è facile far sedere un giocatore del genere. Stoppatona da parte di Jonathan Williams su Shengelia e poi dall'altra parte Desonta Bradford che con calma poi torna nelle mani di Minos Teodosic. Shengelia sotto per Sampson che inchioda il canestro del più 3, un possesso pieno di vantaggio per la Virtus. Calleggio, arriva all'uscita di Reynolds, alla fine si va da Desonta Bradford con la sua mano mancina, va fino in fondo. Ragazzi, Trento sta quasi dietro la schiena in modo per contorcersi e poi la tripla che può forse decidere la partita, più 6 Virtus.